Nervi tesi in Casa Azzurra, non sono volati gli stracci ma i bronci e i mal di pancia all'uscita del vertice regionale di Forza Italia erano chiari. I big del partito, Renato Brunetta in testa, hanno stoppato sul nascere l'idea di un partito unico. Elena Donazzan, protagonista del patto di Sesto con quelli che sono stati ribattezzati dissidenti, il giorno dopo spiega di non aver mai proposto il partito unico ma di aver sollecitato un ampio dibattito sulle cause della sconfitta elettorale. Insomma, una parziale retromarcia. Le sue dichiarazioni comunque, è un dato di fatto, squassano il partito che in Veneto è alla ricerca disperata di una nuova identità. Nel frattempo in regione i promotori della nuova legge elettorale potrebbero trovarsi presto a dover fare i conti con un fronte interno. Sembra che il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale Giorgetti abbia chiesto al plenipotenziario veneto del partito Nicolò Ghedini di mettersi al lavoro per bloccare il tutto. Forza Italia infatti, viste le percentuali, rischierebbe, anche se vincente in coalizione, di fare la figura della comparsa. Insomma, possiamo definirlo istinto di sopravvivenza.